Avete avuto ritardi? Sì, sì, abbiamo preso il treno delle 7:35 e Da dove? da Campo San Piero Siete arrivate? alle 10 adesso, appena arrivate. Per andare da Venezia Mestre a Padova lì è un disastro, proprio 190 minuti minimo di ritardo, come tutti i treni. Ci sono diversi ritardi, fino a 200 minuti. Beh, Mestre non parte più niente praticamente, ho preso uno che partiva anche quello 40 minuti di ritardo, quindi... I disagi sono partiti poco prima dell'alba, quando la pioggia della giornata di domenica e l'abbassamento delle temperature hanno causato la formazione di ghiaccio e conseguenti disagi lungo le vie ferroviarie della regione. Particolarmente critica la situazione lungo la tratta tra Campomarte a Padova e Rovigo e lungo la tratta tra Vicenza e Venezia. Ritardi che hanno toccato punte di 120 minuti e coinvolgli in viaggio con ritardi fino a 4 ore. Nel caos gli spostamenti dei pendolari. A Padova per ore è rimasto fermo a Campomarte un treno regionale con 600 persone a bordo. Ad Abano Terme fermo intorno alle 8:30 un Intercity diretto a Trieste in arrivo da Roma. Il treno regionale 16732 di Trenitalia delle ore 9:13 proveniente da Venezia Mestre e diretto a Legnano arriverà in ritardo previsto di 70 minuti. Ecco, lo vedete, le persone sono assiepate davanti ai cartelloni per cercare di capire quando riusciranno a prendere il treno. Il ghiaccio e il freddo di questa notte hanno bloccato le ferrovie del nord-est. Dopo le 10 il traffico ferroviario è ripreso a circolare in modo normale, con gradualità. È rimasta fortemente in difficoltà per interventi tecnici la linea regionale da Padova a Calalzo. Che la temperatura fosse rigida in queste ore lo conferma la schermata di ARPAV relativa alle 9 di quest'oggi. Una mattinata di passione che ha creato disagi e insofferenza tra cittadini increduli che il ghiaccio, ampiamente previsto da giorni, potesse originare situazioni simili. Spero di trovarlo, ecco, diciamo così.